lotta mai si arrende, Udine top anche nel basket, il cuore si accende, Cividale, grinta e passione, Volley, Palmerston, svola, che emozione, l'agenda chiama, resta con noi, Friuli Sportivo, siamo eroi, risultati, collezione, ogni giorno un'emozione. Se siamo con te. No, Stefano non vuol partire, quindi parto io. Benvenuti alla stavo puntata regolando di il giovedì microfono. dell'agenda. È un'agenda particolare, importante, come c'è sempre Stefano. Ciao Stefano, come stai? Ciao, buongiorno a tutti. Facciamo un secondo appuntamento io e te perché abbiamo un'agenda ricca di cose che sono successe, no? Diciamo, una settimana molto viva in tutti gli sport e andiamo per ordine, partiamo sempre dall'Udinese. Ci si avvicina alla Juve e ci si avvicina a una partita che può dire tanto, ci si avvicina con delle assenze importanti, perché Tovena ha confermato che praticamente ha finito qui la sua stagione, Luca e Tà non ci saranno, e bisogna capire come sta bene Camara, come sta Biol, è un Udinese che arriva anche con l'obbligo di cercare di salvare la faccia in queste ultime due uscite. Poi dopo parleremo del resto, però diciamo che a livello di campo è un po' questo, no? Ste quello che sta succedendo in questo momento. Sì, momento negativo, un momento che si protrae da un po'. C'era stato, no, questo passaggio tra Bologna e Cagliari che sembrava aver ridato nuova linfa, poi abbiamo visto di nuovo un brutto passo falso contro il Monza. Se tu vai a guardare le motivazioni, vai a guardare la possibile, insomma, peso che ha questa partita per la Juve e poi quella sulla per la Fiorentina, quello che poi è il reale valore invece che ha per la nostra classifica, come motivazione siamo 100-0. Detto questo, però, non vuol dire che l'Udinese non deve scendere in campo, perché il campionato si onora fino alla fine. L'altro giorno il Genoa, pur senza obiettivi, è andato a pareggiare a Napoli, compromettendo Partenopei. Io credo che Udinese debba provare a fare sua parità. È vero che le classiche frasi fatte quando giochi con una grande squadra, le motivazioni arrivano da sole, contro le grandi tutti hanno voglia di mettersi in mostra perché bla 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 bla. Però poi quest'anno questo è un discorso che regge relativamente. Abbiamo visto alcune partite con le grandi giocate bene o benino, altre giocate molto molto male. Che partita sarà non lo so, mi auguro sia una partita su falsariga di Bergamo e sicuramente 2 con l'Atalanta e quella anche il secondo tempo con l'Inter, ci metto in mezzo. Non deve essere una partita come quella che abbiamo giocato contro il Milan. Chiedere di fare la prestazione contro il Napoli forse è troppo da questo Udinese, per gli uomini che ha e le assenze che ha, però almeno uscire a testa alta e provare a giocarsi le proprie carte. È difficile, la Juve non è la Juve di qualche anno fa, È battibile. è molto battibile, ma per un Udinese che ha fatto fatica anche a superare il Monza in casa, che alla fine è stata, tra l'altro, passami il termine, castigata, ecco, da un Monza già retrocesso, mi viene difficile pensare che questa squadra possa andare a Torino, un campo molto molto ostico, dove in tanti anni abbiamo vinto poco, abbiamo vinto l'anno scorso un po' a sorpresa, di riuscire ad andare a fare il risultato. Ci vuole tanta testa, ci vuole tanta voglia, ci vuole tanta corsa, tutte cose che non ho visto domenica scorsa. E non ci sarà Lorenzo Lucca, molti dicono poteva essere un po' la sua occasione, no? Di farsi vedere con la Juve. C'è già stata la sua occasione, perché in realtà i osservatori della Juve erano al Blue Energy Stadium per la partita col Monza, dove Luca ha fatto parecchio bene, però sì, non so quanto potesse valere anche l'avversario, visto l'avversario, e vedremo adesso Lunis cosa si inventerà davanti, perché con l'assenza anche di Luca ritorniamo un po' al problema. Davis abbiamo visto un po' che ha quei minuti lì, e poi
Chi gioca dietro? Poi chi gioca? Sai già, Pagero. Pagero vedrai che giocheremo con un 3-5-1-1 molto compatto, molto corti per cercare di arginare più che di offendere. Questo cosa ti consente? Sì, di lasciare poco spazio alla costruzione della Juve che fatica molto anch'essa a costruire, però poi dietro Davis, cioè io vorrei vedere un po' di fantasia, non credo. Cioè, chissà se ho ascoltato Runes le polemiche su Sanchez, forti in questi giorni. Ti dico, fossi Sanchez mi butta dentro tanto per buttarmi, perché Gino mi ha detto buttalo dentro lo stesso, un po' si direi, bah, gioca tu, cioè nel senso a un certo punto, no? Mi sentirei un po' preso in giro. È ovvio che i calciatori sono professionisti, se Sanchez verrà chiamato al primo minuto risponderà presente. Io, sai, nella mia testa disegno un'Udinese molto più offensiva, ma perché ho tanti uomini d'attacco, vorrei vedere qualcosa di diverso. Invece ci alterniamo in questo 3-5-1-1 che diventa un 5-4-1 praticamente, la maggior parte delle volte, con tutti dietro la linea del pallone, e allora così mi diverto molto poco. Tanti mi dicono, ma cosa, sai, giocando così trovi maggior solidità, trovi più equilibrio. Poi io questo equilibrio no, non è che l'ho visto, prendiamo un sacco di gol lo stesso. Cioè, sai, se tu mi dici, cavolo, sì, giocando 3-5-1 prendiamo pochissimi gol, abbiamo una difesa impenetrabile, poi ci fa 2 gol il Monza davanti, vedremo sicuramente qualcosa di più in fase offensiva, tanto dietro poi le lacune sono quelle che sono. L'Udinese per il 3-5-1-1 che propone, secondo me ha 2 gravi lacune, che sono una sugli esterni, perché abbiamo degli esterni che non puntano mai l'uomo, non faticano a saltarlo, faticano ad arrivare sul fondo, a mettere cross, a rifornire le punte. L'altro problema è il braccetto di destra che quest'anno non ha mai avuto continuità, perché si sono alternati vari giocatori, Christensen un po' su tutti in ultimo periodo, sempre con alterne fortune. Quindi per giocare meglio con un 3-5-1-1 dovresti avere intanto Toven dietro la punta, e non c'è. Però dando per sodato che comunque qualcosa davanti riesce a mettere, gli esterni è un difensore, cioè altrimenti facciamo molta fatica. Ti vedo impoverito, usurpato di emozioni dopo la sconfitta col Monza, ti vedo veramente KO, e è un po' lo stato d'animo che hanno anche un po' parecchi tifosi, molti dei quali poi non ci saranno con la Juve, vuoi anche per il ritardo, vista la contemporaneità delle partite nel sapere quando si gioca, e vuoi anche per Sì, la domenica protesta. sera 20:30, 49 euro il biglietto, amici, ci vediamo il prossimo anno. E Non infatti ha a Curva senso. Nord diciamo che ha confermato, no, Sì, anche noi col nostro club abbiamo provato a tentare a fare la trasferta, questa trasferta molto lunga a Torino, che comunque sono 8 ore di belle, buone di viaggio. Difficile, mission impossible, perché andare a Torino è lunga. Diciamo che c'è la protesta che va avanti ormai, no, la contestazione un po' da parte della Curva Nord, no, di non fare mai questa trasferta per l'alto prezzo e il modo in cui bisogna 49 andare a euro sono comprare il tanti. 49 € per una partita tra 2 squadre che Tra l'altro non messi lì vincono lo scudetto. nell'angolino. Diciamo che è un po' tanto in effetti, e quindi sì, diciamo che ci sarà anche poco tifo al seguito, salve magari qualcuno che va autonomamente o con la famiglia, a vedere la Molto partita. scomodo come orario, no? Sì, però capisco anche il senso di aver la contemporaneità, ecco, su quello lo capisco, però ti dico, facile farlo quando mancan 2 partite, cioè o lo fai sempre o non lo fai quando mancan solo 2 partite alla fine, per cercare di far tutti contenti, perché se Napoli e Inter han fatto un testa a testa da 4 mesi a questa parte, non giocando mai alla stessa ora, non è che adesso bisogna metterle tutte vicino. Stesso discorso per chi gioca per l'Europa, cioè se se Juve, Atalanta, Roma, Lazio, eccetera, eccetera, hanno sempre giocato una al venerdì, una al lunedì, sapendo il risultato di quelle della domenica, non è che adesso che mancano 2 giornate alla fine fai giocare assieme, perché è meglio così, cioè nel senso, non so, o fai sempre o non fai mai. Io sono un po' questa cosa raffazzonata alla fine non mi fa impazzire. Siamo in un calcio moderno molto spezzatino, dove viaggiare, seguire le squadre diventa complicato, ancora più complicato. Va detto che quest'anno l'Udinese con questa trasferta non è stata molto fortunata, tantissimi lunedì, tantissime sere, infrasettimanale, quindi per chi ha viaggiato noi ne abbiamo fatte tante,
quest'anno non è stato un anno semplice per seguire la squadra in trasferta, ecco. Uscendo un po' dal campo, andiamo a parlare un po' di situazioni che non riguardano il calcio giocato. Oggi sono stati i funerali, no, di Enzo Ferrari, questa mattina al Duomo di Udine. Un ultimo saluto per una persona che ha fatto tanto, no, anche per la storia di questa società, tanti volti noti, no? Abbiamo visto Causio, Reia, Cinello, De Agostini, Del Neri, potremmo andare avanti a far la lista per tutta la puntata, ma questo anche per far capire quanto è stata una persona importante, no? Perché lo capisci anche da questi momenti qui, no, Ste? Sì, è stato un allenatore, insomma, che ha segnato un'epoca dell'Udinese, quella l'allenatore di Zico, quindi basta dire questo. Tanto Zico che arriverà qui fra qualche giorno, perché ormai il 4 giugno Zico sarà qua per celebrare col suo club il quarantennale. Enzo Ferrari, un allenatore rivoluzionario per quei tempi, che insomma sapeva sia gestire i campioni come Zico, Causio, e insomma giocatori che hanno già fatto tanto la loro carriera, e lanciare i giovani. Fu un udinese che insomma è rimasta nel cuore di tutti, anche di noi che non l'abbiamo vista con i nostri occhi, però un udinese leggendario, un udinese di Zico. Enzo Ferrari, insomma, abbiamo raccontato in questi giorni tanti aneddoti sul sito. Credo che sia l'ultimo saluto a uno dei grandi allenatori della storia dell'Udinese. Sì, è un po' anche, sai, quella forse una delle memorie più vividi, no, dei ricordi più vividi, più belli, di chi ha avuto l'onore di vivere quei tempi lì, no? Cioè ti ricordi quel momento lì, penso, per chi l'abbia vissuto, io non l'ho vissuto ovviamente, però penso sia forse uno dei più bei ricordi che tu associ poi dopo all'Udinese, alla tua passione per l'Udinese, Certo, no? no, ma io ho avuto la Proprio fortuna di conoscere anche mister Ferrari gli scorsi anni, di averci parlato, di aver entrato un po', no, nei suoi ricordi. E lui mi diceva: no, ma cosa mi intervistate? Sono passati 20 anni, ormai non conto più niente nel calcio, andate a intervistare altri. Tanto per dirti l'umiltà dell'uomo, lo trovavi sempre quando finché non, insomma, ha avuto dei problemi di salute, lo trovavi sempre in un bar molto noto di Viale Aquileia, dove si prendeva l'aperitivo con tanti altri personaggi del calcio udinese, ecco, quindi con gli amici della città. Credo che questo, insomma, era un altro calcio molto più romantico, molto più vivo, molto dove il contatto era vero. Però sì, no, era un altro calcio. Era un altro calcio, Non erano riesci più altre a fare, persone, non riesci più a fare erano così. altre persone molto vere, molto autentiche. Mi ricordo anche quando abbiamo fatto una partita vecchie glorie, giornalisti, allenatori in panchina per le vecchie glorie, erano Ferrari e Giacomini, che discutevano sulle posizioni dei vari del Neri, Cinello, no, Miano, dove mettiamo questo, dove mettiamo quell'altro. Fu veramente quello un pomeriggio carino, che giocammo questa partita con i due d'accordo, allenatori che hanno, insomma, uno portato in Serie A l'Udinese con questa cavalcata dalla C alla A, mister Giacomini, e l'altro Ferrari, che ha guidato l'Udinese, prima l'ha salvata, poi l'ha portata nell'epopea Zico. Sono personaggi, insomma, di un calcio che non esiste più, un calcio romantico, molto autentico. A me ha fatto piacere avere l'opportunità di conoscere, di raccogliere degli aneddoti. L'ho già detto, ma lo ripeto uno su tutti. Quando gli chiesi: mister, ma com'è allenare Zico? Beh, ti dico, è molto più facile allenare i campioni che non quelli scarsi. Tanto per dirti, no? Era Quelli veramente che pensano di essere campioni. sì, era molto concreto anche nelle risposte, no? Allora, quando si dicevano: ma Zico, cosa gli dicevi a Zico? Cosa vuoi che gli devo dirgli? Dammi la maglia bagnata fra 2 ore e fai quello che vuoi in campo. E l'unica cosa mi diceva, no, Ferrari, dovevo convincere i suoi compagni a passarla anche quando era marcato, perché sennò non la davano. E mi diceva, no, sì, si avvicinava a me a causa e mi diceva: non posso passargli la Zico, lo marcano in 3, e Ferrari mi disse, no, che lui rispondeva: ma dategliela lo stesso, poi si arrangerà ben lui a smarcarsi. Sono aneddoti anche simpatici di un allenatore visionario, molto, insomma, che cercava di praticare un bel calcio. Salutiamo questo grande personaggio della nostra storia. Ciao Enzo.
Oggi c'è stata un po' la cerimonia finale, quindi poi dopo comunque sarà una persona che ricorderemo ancora, perché comunque è Sì. difficile dimenticarsene. Piccolo parentesi extracampo, poi torniamo a parlare di robe di sport. No, sapete tutti ormai, tanto ho fatto il giro, non dico ci giriamo attorno, ho fatto il giro già anche a livello nazionale, no, della questione che riguarda Omar Solé. C'è un'indagine in corso da parte della procura di Udine per una presunta violenza nei confronti di una donna. Ovviamente prima di lanciarci in eventuali commenti aspettiamo sempre che la giustizia faccia un po' il suo corso, no? Perché sai, se no sono tutte supposizioni, ti lanci in commenti che poi dopo rischiano di essere veramente fuori dal vaso, no? Come si suol dire. Quindi da quel punto di vista lì è un fatto purtroppo Di di cronaca, cronaca che adesso riguarderà Solé per un po' di tempo, purtroppo. Io lo associo molto a quello che è successo a Gudmundsson, no? Quando stato accusato quest'anno di violenza in Islanda addirittura, per un fatto che era successo in Islanda. Lui ha avuto un po' di problemi per 2 o 3 mesi, istanza poi che si è fermata al primo grado dal suo punto di vista. Io noto molte similarità anche con quel caso lì, quindi penso sarà una roba... sì, diciamo, sai che noto purtroppo che è qualcosa che capita molto spesso ormai, no? Di giocatori denunciati per violenze sessuali, no? Ora, noi qui non sappiamo, qui ci sono 2 campane, le abbiamo raccolte anche noi, non siamo noi le persone giuste per indagare, né per commentare, né neanche per argomentare. Dico solo che sono fatti spiacevoli e la verità deve, cioè, finché non c'è una verità emersa, insomma, è facile condannare il giocatore, è facile condannare la ragazza. La verità emergerà, sicuramente qualcosa sarà pur successo. È ovvio che sono cose che distraggono, no? Dal campo, dal fatto, insomma, dal calcio giocato, perché i giocatori non sono super eroi, non sono neanche dei robot, sono degli uomini, sono dei ragazzi con tutti i loro pregi e difetti, con i loro limiti, con le loro paure, con le loro ansie. Sicuramente non saranno giorni tranquilli per Omar Solé, che si è visto convocare dai carabinieri, dalla polizia, non no, so, certo. gli amici la stessa cosa, che non saranno giorni tranquilli, non avrà sicuramente la testa solo sul calcio, sulla partita con la Juve. Solé, dal punto di vista sportivo, è un grandissimo calciatore, risolve e chiarisca la sua posizione al più presto. Questo è un po' quello, adesso vediamo come si evolverà l'indagine della procura. È chiaro che Solé verrà sentito e poi dopo vedremo un po' come si aggiornerà il caso, no? Poi sappiamo i tempi, ci vuole un po', non è una roba che risolvi da oggi a Sì, è domani, visto che è un tema facile, anche no, tra l'altro delicato. è un tema molto delicato su cui faccio gettare fango da un lato e dall'altro, no? Perché potremmo dire Solé, Sei uno se fai schifo. schifo, la ragazza tende ad approfittarsi di Solé, no? Quindi finché le cose nessuno, cioè, sai, è molto facile, quando indagato non vuol dire condannato. Una delle prime cose che mi hanno insegnato quando ho cominciato a fare cronaca, mi hanno detto guarda che indagato non vuol dire condannato. Uno può essere indagato e essere assolutamente non colpevole, quindi o viceversa, quindi la verità non la sappiamo, sono delle indagini in corso, la giustizia farà il suo corso. E quello che mi dispiace è che un giocatore molto molto forte udinese, qua parlando di campo, non sia nel migliore delle condizioni proprio perché abbia qualcosa che lo tiene preoccupato fuori dal campo. Poi sappiamo che del caso Okoye, un caso di un'altra fattispecie giuridica rispetto a quello di Omar Solé, indagini anche qui in corso, che poi non abbiamo avuto poi novità nel corso degli ultimi mesi. Okoye non mi è sembrato così che il suo rendimento abbia avuto un influsso dalle vicende extracampo. Mi auguro che anche Solé in qualche modo, almeno per i 90 minuti che giocherà, se giocherà, l'Udinese non ha parlato, non ha chiarito, non ha fatto dichiarazioni, proprio perché è un fatto che riguarda la vita personale extra lavoro di Solé. Vedremo cosa succederà a bocce ferme, a decisioni prese, a giustizia che ha fatto il suo corso, anche l'Udinese insomma dirà la sua, però per il momento è rimasta in silenzio, come in silenzio è rimasto anche l'avvocato di Omar Solé, che non ha rilasciato dichiarazioni.
ha rilasciato dichiarazione un amico, una persona vicina a Omar Solé, che ha raccontato la sua versione dei fatti. Certo. Ovviamente la ragazza ha raccontato un'altra versione dei fatti. Adesso spetta agli inquirenti capire o definire quali sono i contorni di questa vicenda. Che dire, niente, ogni tanto purtroppo abbiamo anche a che fare con cose che col campo e col calcio non c'entrano niente, ma però, ripeto, i calciatori sono persone, sono ragazzi, Esatto, e cioè quindi semplicemente se l'avessi commesso io magari avrebbe fatto meno rumore, un caso del genere, avendolo fatto Omar Solé è chiaro che ha si tutto fa più rumore, certo. si creano più, insomma, al di là del tam tam mediatico, ma poi si creano tante voci e tanti racconti che magari non c'entrano nulla con la vicenda, perché adesso tutti hanno visto tutto, tutti sanno Tutti erano tutto. presenti. Solé era in qualsiasi posto domenica sera, perché tutti hanno visto Solé, la ragazza ha 1000 nomi, 1000 volti diversi, la storia la sapranno effettivamente chi c'era lì presente, e spetta non a noi giudicare come si è comportato l'uno e l'altra parte. Quindi io, prima di giudicare in ogni caso, che ci fosse un giocatore o meno, ma se fosse una persona, prima di giudicare aspetto sempre che la giustizia faccia il suo corso, perché, ripeto, da un lato e dall'altro è molto facile gettar fango e non si può fare a priori. Sì, ne parleremo poi ovviamente quando ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa questione, e direi di chiudere un po' la parentesi udinese e di passare al basket, una parentesi un po' più felice, un po' più contenta, che ci rende un po' più contenti, perché c'è la Web Cividale che è al primo match point contro Forlì, gara che si giocherà tra l'altro domani, quindi ci siamo per la prima grande occasione, il primo grande match point per i Ducali, e ci sono state le parole, no, nel prepartita sia di Davide Mikalic che di uno dei protagonisti, no, della Web Gesteco Cividale, che è Giacomo Dell'Agnello, Giacomo Dell'Agnello che ha detto siamo contentissimi ma adesso andremo a casa loro, e sappiamo come l'Unieuro Arena di Forlì sia abbastanza un palazzetto ostico, ecco, dove andare a vincere. Infatti anche Giacomo Dell'Agnello sottolinea che è un palazzetto super infuocato, un campo storico, e ce lo ricordiamo, no? Quando le friulane sono andate a giocare lì non è mai stata una gara semplice, e ovviamente loro arriveranno a giocare con lo spirito di non abbiamo più nulla da perdere, ormai siamo sul 2-0, proviamo a giocarcela al meglio perché tanto non abbiamo più nulla da perdere. Chiudere la serie al più presto ti permette di avere più giorni a disposizione per recuperare le forze. L'abbiamo cercato più volte, no? Questo obiettivo anche in passato con l'Apu, di non allungare le serie, perché più allunghi più rosichi alla fine, perché Udine quella volta si logorò magari in alcune partite arrivando con poche energie contro Verona. Cividale ha l'occasione per chiuderla subito, secondo me prima la chiude, più guarda con tranquillità, sia nel recupero di energia sia poi nella gestione della semifinale, che mi auguro Cividale riesca a raggiungere, perché per il percorso che ha fatto all'interno di questa stagione se lo meriterebbe anche. Ha dimostrato di essere superiore a Rieti, scusami, a Forlì. Forlì ha dimostrato di essere superiore anche a tante altre squadre che si giocano i playoff. Ha ceduto in Coppa Italia solo nella finale con Cantù, superando agilmente Rimini. Ha vinto più o meno con tutto, adesso non mi ricordo tutti gli incastri dell'anno, però ha dimostrato di poter vincere con tutte queste squadre. Chi arriverà in semifinale, secondo me si stanno abbastanza delineando, si sono già abbastanza delineati, si chiude già stasera, Ma sono no? tutte sul 2-0 le Sono tutte sul serie. 2-0, non credo nella rimonta sì, della Fortitudo su Cantù che passa, non credo nella rimonta dell'Urania con Rieti. Io credo che Forlì non proverà a vincere almeno una partita per mettere in difficoltà la Web, però Web Rimini e Cantù Rieti saranno le due semifinali, con Rimini Cividale, che secondo me può diventare una sfida veramente veramente interessante, Secondo me a darmi pari. ad armi pari, dove tutto può succedere, un posto in quella finale playoff. Cioè a me stuzzicherebbe molto l'idea, perché è vero che parliamo spesso di dire no, ma Cividale
non è pronta per, non è all'altezza per, non è strutturata per. Però poi vedo che la squadra è lì, che lotta, che vince, che se la gioca alla pari, e dico perché non provare a sognare, arrivare fino in fondo. Le possibilità ci sono, i giocatori ci sono, la società c'è, credeteci, crediamoci. Sì, è chiaro che un po' quello che vogliono tutti, no? Perché poi dopo, sai, quando fai questi bei percorsi, bei cammini, una stagione, secondo me, in crescendo della Sì, web. portare 2 squadre in A1 in No, un beh, anno quello solo sarebbe sarebbe era utopico sì. pensarlo quest'estate, sarebbe veramente un'impresa detta Stava sportiva. per diventare un'impresa perché ci sarebbe potuta essere anche una finale di Coppa Italia, no? Udine arrivò coi Cerotti alle final di Bologna, stando fino all'overtime attaccata a Cantù, meritando forse, no, per quello che si è visto in campo, di superare Cantù. E poi Cividale non è riuscita, no, a strappare quel trofeo. Adesso Cividale ha questa seconda occasione, secondo me ce la può fare arrivare in finale. Rimini è forte, è stata tanto tempo al primo posto, però poi ha fatto un finale incalando. L'ultima partita, quella decisiva giocata con Udine, ha dimostrato la superiorità netta di Udine su Rimini. Rimini un avversario ostico ma non imbattibile. Rieti Cantù è la grande favorita di questa stagione, doveva vincere il campionato, anzi si diceva, doveva dominare, no, il campionato. Ma poi come sai nella pallacanestro Con quei giocatori che ha, no? Ha preso giocatori forti, validi, di nome, di grido, non ce l'ha fatta, resta la grande favorita in questo tabellone playoff, però occhio a Rieti degli ex, no? Degli ex Udine, sì? e occhio anche a Cividale, che può essere una mina vagante per tutti. Sì, occhio anche a Rieti, no? Perché poi, vabbè, Cantù ha il vantaggio di avere il fattore campo e secondo me il fattore campo, soprattutto nei quarti, ha un peso importante, perché se vedi sono tutte sfide, alcune molto equilibrate, però ha parlato anche Pilastrini nel pre-partita, coach Pilastrini, che ha detto una roba che secondo me sottolinea anche proprio la crescita costante che ha avuto Cividale quest'anno. È la prima volta che siamo 2-0 in una serie playoff. Siamo avanti, prima volta nella storia. E Cividale che è partita benissimo, perché a un certo punto era in testa alla classifica a inizio stagione, poi ha avuto quel piccolo momento di inflessione, fisiologico per carità, visto che non ha la profondità e la qualità di rosa che magari aveva Udine o Cantù o Rimini, però poi si è ripresa bene. Cioè nel momento di crisi è arrivato la Final Four di Coppa Italia, la grande delusione per aver perso la finale, si è ripresa, perché molte da quel momento lì hanno una botta psicologica tale che crollano giù, invece si è riuscita a riprendere, fino ad arrivare a giocarsi una serie playoff che, detta come va detta, sentendo gli addetti ai lavori, cioè sentendo colleghi giornalisti, sentendo allenatori, coach di altre squadre, tutti dicono: "Oh, che Cividale può arrivare in finale senza problemi". Detta, cioè, ve lo dico fuori, possiamo dirlo fuori onda, cioè nel senso fuori onda, voce off, cioè anche il coach Adriano Bertemati ha detto: "Cividale arriva in finale senza problemi". Sì, Cioè, capito, per far capire che no, anche a livello di consapevolezza generale del io movimento, credo cioè sì. Cividale non è più una meteora. Tu dici: No, "Okay, Cividale no. può arrivare in finale". Visto il tabellone, l'abbiamo visto prima, Cividale può arrivare in finale. Può arrivare in finale, poi secondo me il top player c'ha seduto in panchina che è il coach Pilla. Quando Cividale sembra che ogni cosa che tocchi Ah sì, sì, è oro. cioè è oro. Sì, sì. Quindi Pilastrini tra l'altro ha rinnovato, allunga il suo progetto sportivo con i Ducali, che secondo me convoglierà prima o poi in una promozione, un'altra promozione, perché se continua a prendere i giocatori giusti, se continua a far crescere questa squadra, ce la può fare. Pilla per me è l'uomo in più nettamente di questa squadra, perché rispetto a Udine magari ha meno talento, nonostante abbia due giocatori come Lamber e Divo, che non sono proprio due sconosciuti, anzi Sì. sono tra i più forti stranieri di tutta la A2. Ha un gruppo storico che fa da base, no? Sempre, e ha dei giovani molto forti. Ferrari, forse è l'Under 21, togli forse anche l'Under 21 più forte della categoria, Sì. con una carriera
spianata, no? Perché tutti lo vogliono, può andare in America. Non credo resterà tanto a Cividale, ma non perché, no, ma perché è perché troppo può ambire forte, a qualcosa di diverso. Andrà in America molto probabilmente a giocare il campionato universitario. Quindi io credo che Cividale abbia comunque le carte in regola per far male. Sai chi ha le carte in regola anche su Diciamo Sport? Coach Fabio Parazzoli, che ha avuto un'importante nomina perché entrerà a tutti gli effetti nello staff della nazionale femminile Under 21 di pallavolo. E Complimenti a Fabio. complimenti a Fabio, perché ormai è Che un è un amico, amico non più è, che sì, no. l'abbiamo chiamato coach giustamente però Giusto. Fabio è un Coach amico. è un grande amico personale, oltre che della nostra redazione. Gli vanno fatti i migliori auguri. Entra a far parte dello staff dell'Under 21 come assistente allenatore e preparatore atletico, figura che ricopre anche alla CDA Volley Talmassons. Credo che, diciamo, coroni il sogno azzurro col lavoro fatto qui. Quindi quando si dice che il movimento pallavolistico in Friuli è in crescita, sì, è effettivamente in crescita, perché trainato da una CDA Volley che in questi anni ha fatto veramente qualcosa di importante. Sta ricostruendo dopo la retrocessione che insomma fatto male, però forse non si era ancora effettivamente pronti per competere in quel palcoscenico lì. La CDA ha allestito per la prossima stagione un roster molto molto forte. Come ha Sulla detto, carta sembra pare, insomma, poi sai, è difficile vincere i campionati in estate, però pare uno dei roster più forti in assoluto, prendendo giocatrici di livello. Alcune devono ancora arrivare, essere annunciate, per provare a vincere tutto, Coppa e campionato, e tornare in Serie 1. Mi auguro che ce la faccia. Sicuramente sulla panchina Coach Barbieri e Fabio Parazzoli sono una garanzia. Se Parazzoli è stato chiamato in nazionale è proprio perché la bontà del suo lavoro alla CDA è riconosciuto a livello nazionale. sì, è un progetto che parte da delle fondamenta bene salde, no? Cioè quello un po' la forza, no? Anche di queste realtà. Penso, abbiamo parlato prima di Cividale, parliamo adesso della CDA, ma anche della stessa APU. Cioè quando c'è un progetto tecnico che funziona e ha la fiducia per lavorare su più anni, basti pensare, penso all'APU, grazie a Svertemati, 2 anni, gli avevano dati addirittura 3, e in 2 anni ci sono usciti. Web Cividale, Pilastrini è nato con la Web Cividale, cioè la Web Cividale, scusate, è nata con Pilastrini e sta andando avanti molto bene. Stessa cosa la CDA, che nonostante il cambio di categoria doppio, sia la promozione che la retrocessione, continuiamo a dare fiducia al duo Crick e Croc, li chiamerei io, cioè il duo dei Barbieri e Parazzoli. Barbieri e Parazzoli sono veramente di altissimo livello, perché comunque lo dimostrano poi questi risultati qua. Coach Barbieri, miglior coach della Serie 2 della promozione, non a caso, perché ha fatto un vero e proprio miracolo sportivo, visto che mentre tu adesso dici sì, CDA si presenta come uno dei roster più forti, 2 anni fa era un outsider, una meteora quasi, no? Arrivare fino a quel punto era l'obiettivo massimo, eppure ha vinto. Sì. Cioè, quindi anche la crescita societaria di un progetto che in 3 anni si è passato di essere la meteora di Serie 2 a dire cavolo, ci sta stretto essere tornati giù in Serie 2, quindi proviamo a vincere tutto. Possiamo fare un parallelismo fra Cividale e CDA, due squadre che sono partite dal basso, tra la CDA è partita veramente 30 anni fa dagli amatori, diventando oggi una realtà bella della pallavolo italiana. Che però farà tanto mercato, perché te lo chiede anche Biagio, no? Stefano, dai, andiamo al punto. Ci sono voci di mercato, perché ci siamo fermati alla Frosini, no? Ci siamo fermati alla La squadra Frosini. ci sono stati già un bel po' di annunci, nel senso che ci sono stati fatti annunci importanti, la Scola è arrivata come nuova palleggiatrice, la Frosini, la Molinaro, adesso arriveranno altri I colpi da ruoli, 90. altre giocatrici, arriverà la straniera, le due straniere, la straniera, perché una è già arrivata, la Henneking. Biagio, sai che non posso sbottonarmi sui nomi, sono in arrivo, ti posso garantire che sono giocatrici di valore. C'è la riconferma nel mezzo poi di Gannar e Feruglio, che sono quelle che faranno parte del vecchio blocco che continuano, e poi si cercherà di un secondo posto che sarà una giovane, quindi una giovane secondo posto
insomma in squadra, un giusto mix tra giocatrici diciamo pronte e giocatrici che devono costruirsi, perché c'è da gettare anche le basi su una squadra giovane poi futuribile. Come ha detto sempre il direttore sportivo Gianni De Paoli, questa è una squadra che può aver futuro anche in A1, cosa che 2 anni fa non è stato, che si è vinto, poi di quel gruppo là l'anno scorso è rimasto molto poco, no? Sì. E quest'anno perdiamo anche la Eze, abbiamo perso anche la Eze. Vabbè, ma Perché è stato fatto un buon lavoro su di lei. È stato fatto un buon lavoro su di lei, merita Serie A. Quest'anno credo sia una squadra veramente futuribile e arriveranno anche ancora colpi interessanti. Come la seconda straniera che arriverà, penso, annunciata nella prossima settimana. Ma come ti faccio l'esempio della Frosini, convocata da CT Velasco, 11 punti in nazionale, la nazionale medaglia d'oro in carica, quindi sai, non è che arriva l'ultima arrivata, cioè arriva una giocatrice che comunque è nel giro della nazionale, cioè colpi diversi, ecco, rispetto magari a quelli che avevano fatto, no? Ma anche per una questione anche di progettualità, quando cresci aumenta tutto, aumenta anche di conseguenza anche la qualità della rosa. Ci divertiremo, tanto noi ci divertiremo domani con una bella giornata frizzante, avremo un po' di robe, ma non spoileriamo troppo, perché ve lo racconteremo all'agenda di domani, quindi non vi vogliamo spoilerare troppo. Faremo vedere delle cose live, cosa succederà domani. Esatto, però grazie Stefano per essere stato con me. Grazie a te Ale, grazie a tutti quelli che ci ascoltano ogni giorno su questi canali, ormai è diventato un appuntamento veramente fisso. E tanto mi chiedo, ma arriva questa agenda alle 3? Sì, se non è alle 3 arriva alle 3:30, al massimo alle 4, incastriamo i nostri impegni, ma vi raccontiamo giorno per giorno quello che sta succedendo nel mondo sportivo incastriamo e del Friulano. Cerchiamo anche di raccogliere poi più informazioni possibili per cercare di farlo diventare un appuntamento ricco anche di materiale e grazie anche a Massimo, il nostro regista, che a volte viene anche a parlare, l'avete visto, no? Sì. Non ha paura, no, si Massimo, nasconde dietro le quinte. Massimo è come quando hai il Jolly a scala 40, lo metti ovunque. Fa il suo. Ragazzi, abbiamo fatto pescato bene. Bene, ciao a tutti amici tuttodinesi, ci vediamo domani. Domani agenda più warm up e poi lunedì con la Big Band. Ciao a tutti. Udinese lotta mai si arrende, Udine top anche nel basket, il cuore si accende, Cividale grinta e passione, Valle Talmasson svola, che emozione, l'agenda chiama, resta con noi, Friuli Sportivo, siamo eroi, risultati con l'azione, ogni giorno un'emozione. Siamo con te.